Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Palermo, quel che è successo allo Zen è gravissimo. Senza mezzi termini il sindaco La Galla sull'imposizione mafiosa che ha impedito il mercatino rionale per permettere il funerale di un pregiudicato di Cosa Nostra. Alta tensione anche a Sferracavallo, dopo le intimidazioni agli esercenti con bottiglie piene di benzina. Palermo, Totò Cuffaro ai domiciliari per corruzione chiede di patteggiare una pena di 3 anni. Lavori socialmente utili sostitutivi della carcerazione. La decisione ora passa al giudice. Catania, una serata in discoteca finisce con l'aggressione a una ragazza colpita con un pugno in faccia, frattura del naso, 40 giorni di prognosi. Malgrado la denuncia, ancora nessun provvedimento nei confronti del violento individuato sui social. Rifiuti alle stelle, Federconsumatori Sicilia denuncia tari sempre più alta a Catania, la città più cara, una differenziata che non decolla. L'antavirus inizia a preoccupare anche dalle nostre parti? Sentiremo tra poco il professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania. Intanto si parla già di vaccino, ma solo fra 10 mesi. Numero chiuso alla Scala dei Turchi a Realmonte, non più di 1800 persone al giorno, con 50 ingressi per volta. Più caro il biglietto, 6 euro, si acquisterà direttamente sul posto con pagamento digitale. Calcio, Serie B, stasera al Penzo contro il Venezia già promosso in Serie A, il Palermo vorrà fare da guastafeste e può provare, in caso di successo, a riagganciare il Monza. Serie C, poker del Catania, l'Inter Under 23 nel ritiro di Veronello. Il recupero degli infortunati e la migliore condizione sono gli obiettivi primari del lavoro in Veneto che durerà fino a lunedì. Bentrovati, quel che è successo allo Zen è gravissimo, è molto duro il commento del sindaco di Palermo La Galla sull'imposizione mafiosa che ha impedito il mercatino rionale per permettere il funerale di un pregiudicato di Cosa Nostra. Marco Cullà. I palloncini in aria, i fuochi d'artificio e poi un'imposizione mafiosa. Qui oggi non si farà il mercatino, ci sono i funerali di mio padre. Siamo allo Zen, la famiglia di un soggetto già imputato per reati mafiosi ha scritto sui social che non si sarebbero tenuti i mercati e di far arrivare il messaggio a tutti perché ci sarebbe stato il funerale del padre. Oltre al divieto di montare i gazebo e le bancarelle richiesto dalla figlia del defunto, le immagini pubblicate su Facebook mostrano la bara di Carmelo Barone e i messaggi d'affetto inviati dal carcere Pagliarelli. Gravissimo, ma non sorprendente se si conosce una psicologia che è propria di gruppi violenti, facinorosi, mafiosi. Quello di segnare una loro presenza sul territorio quando il lavoro delle istituzioni, soprattutto in alcune aree della città, comincia ad essere presente e coinvolgente. Allo Zen oggi nessuno vuole parlare dell'accaduto, c'è un muro di omertà che in pochi nel quartiere vogliono abbattere. Siamo stanchi di finire sempre in prima pagina per colpa di alcuni, ci dice una signora che però non vuole essere ripresa per timore di ritorsioni. Intanto, sempre a Palermo, Sferracavallo prova a riprendersi e a prepararsi alla stagione estiva all'indomani della tripla intimidazione notturna. Ma per l'età della borgata palermitana non si parla d'altro, l'attenzione resta alta. Marco Cullà ancora.
Sferacavallo il giorno dopo. C'è tensione per strada, la si respira un po' ovunque. La tripla intimidazione di ieri con bottiglie di liquido infiammabile lasciate davanti a 3 esercizi commerciali, che ripercorre un'analoga notte di novembre scorso, quando i destinatari delle intimidazioni furono 5, ha scosso nuovamente la borgata. La politica intanto credo che si debba scusare con la comunità di Sferacavallo, perché non è possibile che questi episodi vengano ripetuti dopo qualche mese come se nulla fosse accaduto, ed è chiaro che bisogna avviare un iter, una collaborazione tra tutte le istituzioni. Si teme un ritorno al clima degli anni 80 e 90. E la colpa è solamente nostra, perché abbiamo sempre taciuto, non ci siamo mai espressi o lottare contro questa chiamata mafia, perché non è mafia, questa è malvagità. Ma la reazione c'è stata, tutti i commercianti hanno denunciato l'accaduto, anche se preferiscono non parlarne, non esporsi sui media. La convinzione generalizzata è che si tratti di delinquenza emergente, di giovani leve che usano metodi mafiosi. Le indagini dei carabinieri sono avviate e si sono ricongiunte con quelle iniziate a novembre scorso, nella convinzione che la matrice sia unica. Nelle mani della polizia invece l'altra inchiesta sui danneggiamenti a colpi di mitra, ma non è detto che i due filoni non debbano alla fine riunificarsi. Il servizio che abbiamo appena visto è di Manlio Viola. Chiede di patteggiare l'ex presidente della regione Cuffaro, accusato di corruzione nella sanità. Tenta così di evitare di tornare in carcere, dove ha già scontato una pena di 7 anni per rivelazione di segreto d'ufficio aggravato dall'aver favorito Cosa Nostra. L'istanza è stata presentata oggi in udienza preliminare. Il servizio. Mossa a sorpresa dell'ex governatore siciliano Totò Cuffaro, accusato di corruzione per aver manipolato un concorso per la stabilizzazione di personale precario all'ospedale Villa Sofia Cervello, l'ex segretario della DC agli arresti domiciliari da 5 mesi non si è presentato all'udienza preliminare del procedimento per la presunta corruzione in sanità, ma i suoi difensori, gli avvocati Giovanni Di Benedetto e Marcello Montalbano, hanno presentato un'istanza di patteggiamento al giudice per le indagini preliminari. La difesa parte da un'ammissione di colpa e propone una pena di 3 anni, ma chiedendo a fronte del patteggiamento che venga scontata con lavori socialmente utili sostitutivi della carcerazione. La procura si è detta favorevole al patteggiamento, la decisione ora passa al giudice Ermelinda Marfia, che potrebbe stralciare la posizione dell'ex governatore siciliano e decidere in una udienza separata. La procura ha invece avanzato richiesta di rinvio a giudizio per tutti gli altri imputati. Si tratta dell'ex direttore generale dell'ospedale Villa Sofia Cervello, Roberto Colletti, di Antonio Iacono, primario del Trauma Center, dell'ex segretario storico di Cuffaro, Vito Raso, tutti accusati di corruzione per il medesimo episodio. Devono rispondere di aver manipolato invece una gara dell'ASP di Siracusa Mauro Marchese e Marco Dammone della Dusman SRL, Roberto Spotti, legale rappresentante della società, Ferdinando Aiello e l'imprenditore di Belmonte Sergio Mazzola, titolare della Euroservice, accusati di traffico di influenze. A Catania una serata in discoteca finisce con l'aggressione a una ragazza colpita con un pugno in pieno volto, frattura del naso, 40 giorni di prognosi. Sentirete lo sfogo del padre nel servizio di Lorena Dolci. Quando mia figlia mi chiama alle 4 del mattino dicendomi papà perdo sangue perché mi hanno dato un pugno in faccia, per me rimane una tragedia. La telefonata che nessun genitore vorrebbe ricevere a Mario Savasta è arrivata il 18 aprile scorso, un sabato sera che la figlia Valeria, 32 anni, nome di fantasia, vuole passare in discoteca. Il locale si trova in via Alfonsetti, la movida della stazione di Catania. Alle 4 del mattino una delle sue amiche si sente male, lei prova a rianimarla, agitata chiede una bottiglietta d'acqua a un ragazzo di colore. Addirittura questo tizio aveva già provato, quando c'è stato questo alterco, dammi la bottiglietta o meno, a inveire, a cercare di afferrare mia figlia, e in quel caso sono intervenuti i buttafuori del locale, che però, per quanto il nome sia Buttafuori, non lo hanno cacciato. E così, quando Valeria esce per andare a prendere la sua auto, l'extracomunitario la sta aspettando al varco e le sferra un pugno in pieno volto. Gli ha fratturato il naso in più punti, una frattura scomposta con deviazione del setto nasale. Valeria è stata operata, non si escludono altri interventi, 40 giorni di prognosi. Ovviamente è tremendamente scossa, in qualche modo ha difficoltà
anche a uscire, a andare fuori, perché ovviamente in viso è una sagoma. Nonostante lo shock, Valeria presenta denuncia ai carabinieri, fornisce l'identikit dell'aggressore individuato sui social, lo riconosce anche nelle foto segnaletiche, ma aspetta ancora un provvedimento. Rabbia perché vede che lei confidava molto nelle istituzioni, ma vorrebbe che si facesse giustizia. Sempre a Catania la polizia ha arrestato 2 minorenni responsabili di rapina aggravata ai danni di coetanei vicino a Corso dei Martiri. Uno dei due aveva una pistola nascosta sotto la maglia, mentre l'altra teneva la mano in tasca simulando di essere armato. Uno dei ragazzi minacciati ha consegnato una somma che aveva, 20 euro, e negli stessi momenti sono intervenuti gli agenti che hanno messo in sicurezza il gruppo di giovanissimi e bloccato i 2 violenti, sequestrate 2 pistole e un coltello. Cambiamo argomento, rifiuti alle stelle. Federconsumatori Sicilia denuncia gli effetti delle cattive politiche ambientali adottate nella nostra regione negli ultimi anni, con una Tari sempre più alta, Catania è la città più cara notoriamente, e una differenziata che non decolla. Simona Mazzone. La tassa sui rifiuti è sempre più alta, mentre la raccolta differenziata non cresce, addirittura in alcuni comuni diminuisce. È una fotografia impietosa quella scattata in Sicilia da Federconsumatori nel report Rifiuti 2025. Il governo regionale ha puntato come politica principale, quasi unica, sull'incenerimento dei rifiuti, prevedendo la costruzione di 2 impianti al costo di 800 milioni, piuttosto che puntare sull'impiantistica collegata alla raccolta differenziata e che introduca in Sicilia imprese che possono riutilizzare e riciclare il materiale differenziato. Il report prende in considerazione 2 tipi di nuclei familiari, quello classico, 3 persone che vivono in una casa di 100 metri quadrati, e un altro composto da un singolo in un appartamento da 60 metri quadri, una condizione tipo, quest'ultima, che rispecchia la società attuale. In entrambi i casi è Catania la città con la Tari più alta, ma il dato più rilevante è che una persona che qui vive sola paga di più di una famiglia intera che abita a Messina o a Caltanissetta. L'unica provincia in cui la Tari è diminuita, ma solo dello 0,4%, è Siracusa. La differenziata, se a livello regionale è in stallo al 55%, in alcune città, come Catania ad esempio, è persino diminuita, mentre in altre, come Palermo, è ferma. Le uniche virtuose sono Trapani e Ragusa. Salute, l'antivirus inizia a preoccupare anche dalle nostre parti? Ne parliamo con il professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Inesima di Catania, e intanto già si preannuncia il vaccino, ma fra 10 mesi. Desiree Ferlito. L'allarme antivirus inizia a preoccupare. Un nuovo caso su un'isola nell'Atlantico meridionale. Non si tratta però di un passeggero della nave da crociera olandese dove si è sviluppato il focolaio che ha portato alla morte di 3 persone. Abbiamo chiesto al professor Nunnari, infettivologo dell'ospedale Garibaldi Inesima, cosa è e come si trasmette. Nei casi gravi dà un interessamento cardiopolmonare, un edema polmonare importante, un distress respiratorio acuto con una mortalità elevata, 39, 30, 50% in base agli studi. Dobbiamo preoccuparci? L'Organizzazione Mondiale della Sanità dice al momento che il rischio globale è basso. Detto questo, bisogna stare molto attenti perché ci sono stati 29 soggetti che erano sulla nave da crociera, che hanno lasciato la nave anzitempo, e a quel momento non si sapeva del virus, e quindi sono tornati nei loro paesi, quindi prendendo voli anche di linea. L'OMS al momento sta facendo il tracciamento di tutti i contatti. Febbre, dolori muscolari, mal di testa, questi i sintomi iniziali, fino alla fase acuta, poi una fase gastrointestinale con vomito e diarrea, fino alle forme più gravi. Ma sappiamo con quanta rapidità si può trasmettere questo virus? Per contatti molto stretti e molto ravvicinati, tramite saliva o goccioline di saliva oppure contatti diretti, può passare velocemente da una persona all'altra, poi c'è il tempo per manifestare i sintomi. Colpisce tutti a prescindere dall'età ed ha una mortalità elevata a qualsiasi età. Intanto si parla già di un vaccino pronto forse tra 10 mesi, mentre l'immunologo premio Nobel Weizmann rassicura che non ci sarà una pandemia.
Numero chiuso alla Scala dei Turchi a Realmonte, non più di 1.800 persone al giorno con 50 ingressi per volta. Il biglietto si acquisterà direttamente sul posto con pagamento digitale e il prezzo sale a 6 euro. Davide Sardo. Novità importanti per chi vuole visitare la Scala dei Turchi a Realmonte. Da questo mese cambia la modalità di accesso. Non sarà più possibile prenotare online. Il biglietto si acquisterà esclusivamente sul posto con pagamento digitale. Il costo è di 6 euro, 1 euro in più rispetto al passato. Il Comune punta ad una gestione più ordinata dei flussi e alla tutela della Marna Bianca. L'accesso sarà limitato a 1.800 persone al giorno con ingressi scaglionati, 50 visitatori ogni 20 minuti. Nel ticket è inclusa anche l'assicurazione in caso di infortunio. Il sindaco Alessandro Mallia parla di una scelta necessaria anche alla luce dei numeri registrati. Solo nel mese di aprile si sono contate circa 16.000 presenze, a conferma del forte richiamo turistico del sito. Aumentano anche i livelli di sicurezza con l'installazione di nuove telecamere per contrastare vandalismi e monitorare l'area. Presenti sul posto la Polizia Municipale e i volontari della Protezione Civile. Entro l'estate arriverà inoltre una nuova recinzione in vetro che prenderà il posto dell'attuale rete metallica con l'obiettivo di integrarsi meglio con il paesaggio e valorizzare ulteriormente l'area dal punto di vista ambientale e turistico. A quasi 3 anni dall'avvio dei lavori della nuova autostrada Ragusa-Catania, che si sviluppa per quasi 70 chilometri lungo il tracciato della cosiddetta Ragusana, ANAS fa il punto sullo stato dei cantieri. Ecco il servizio di Veronica Barbarino. È una delle opere più attese nella Sicilia sud-orientale, l'autostrada Ragusa-Catania, che si sviluppa lungo il tracciato della cosiddetta Ragusana, è oggi un labirinto di cantieri aperti, diviso in 4 lotti fondamentali per liberare un territorio produttivo ancora prigioniero di strade inadeguate. Ma quanto manca per colmare quel gap che frena, secondo molte associazioni di categoria, l'economia e la sicurezza del territorio ragusano? ANAS fa il punto. Partendo dalle porte di Ragusa, nel lotto 1 il paesaggio sta cambiando. I lavori sfiorano il 30% e avanzano nel segno della sostenibilità. È un cantiere infatti green, dove i materiali di scavo vengono riutilizzati per dare forma alla nuova strada. Nel tratto tra Chiaramonte e Licodia e Eubea, nel lotto 2 invece, i lavori sfiorano il 45%. Su 7 cavalcavia previsti, 5 risultano già varati, mentre gli altri 2 sono in fase di completamento. ANAS e l'impresa esecutrice stanno anche valutando soluzioni di bypass per consentire l'apertura progressiva di tratti già completati. Ma non mancano le note dolenti. Nel lotto 3 il cronoprogramma è a rischio a causa di rallentamenti organizzativi con la nuova impresa incaricata. Infine, in territorio di Francofonte, nel lotto 4 i lavori corrono al 40%. Si scava per una nuova galleria e si lavora ai grandi viadotti ed entro maggio i residenti godranno di una nuova viabilità secondaria nella zona di Lentini che alleggerirà i disagi locali. Una velocità dunque che non è la stessa per tutti e vede con moderato ottimismo la conclusione ufficiale dei lavori prevista entro il 2028. Catania, in un agrumeto confiscato alla mafia, studenti e istituzioni insieme per una raccolta solidale di arance destinata alla Caritas, una giornata simbolo di legalità, impegno civile e restituzione dei beni alla collettività. Eva Spampinato. Un agrumeto confiscato alla mafia, le piccole mani dei bambini impegnati nella raccolta delle arance, un terreno che torna a produrre per il bene e una giornata simbolo di riscatto e solidarietà. È successo a Catania, in contrada Iungetto, dove questa mattina centinaia di alunni delle scuole elementari e i ragazzi dell'Istituto Alberghiero Wojtyla di Catania hanno partecipato ad una raccolta solidale nell'area, un tempo della criminalità organizzata e oggi affidata alla cooperativa Beppe Montana, Libera Terra. Proprio per trasmettere un messaggio forte che è quello di restituzione alla collettività, quindi restituzione sociale di un qualcosa che era stato sottratto dalla criminalità organizzata. Questo cosa significa? Che il bene confiscato alla mafia può dare occupazione, può avere una nuova vita. I frutti saranno destinati alla Caritas ed alcune parrocchie cittadine. Questo è il senso vero della memoria, cioè la trasformazione e la restituzione alla società, alla collettività di questi posti, ed è la cosa più bella, perché vuol dire che siamo stati tutti dalla stessa parte. Un gesto semplice ma dal forte valore educativo e civile. Pensate che in questo momento ci sono
ben 1332 soggetti gestori che gestiscono quindi i beni confiscati diversi, quindi non c'è solo Libera, e questo per noi è la soddisfazione più grande. All'iniziativa hanno partecipato anche il sindaco di Catania Trantino, i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose e il presidente del Tribunale per i minorenni, Roberto Di Bella. A dimostrazione che questa città si sta risvegliando e sta cominciando anche ad attivare percorsi virtuosi. È il momento della pausa, tra poco il calcio con l'ultima di campionato del Palermo in Serie B e l'avvicinamento del Catania ai play-off. E poi l'editoriale, vi aspetto. Calcio Palermo in campo stasera a Venezia per l'ultima giornata di campionato in attesa poi dei play-off. Inzaghi rivoluziona la squadra. Marco Gullà. Finire bene. L'obiettivo del Palermo è quello di chiudere nel migliore dei modi la regular season stasera a Venezia e iniziare il percorso verso i playoff, al via per i siciliani da domenica 17 maggio. Stasera al Penso contro i Lagunari, già promossi in Serie A. Il Palermo vorrà fare da guastafeste, anche perché in caso di sconfitta interna del Monza contro l'Empoli, i rosanero aggancerebbero i brianzoli a quota 75. Questo comporterebbe, in caso di finale con la formazione di bianco, lo svolgimento dei supplementari ed eventualmente dei calci di rigore in caso di parità complessiva nelle due gare. Noi dobbiamo cercare di finire bene, abbiamo dimostrato col Catanzaro che per noi ogni partita è importante e questa è fondamentale per preparare bene la partita di domenica prossima e soprattutto dobbiamo cercare di onorare il campionato fino alla fine. Mi piacerebbe chiudere a 75 punti, secondo me sarebbe un risultato molto importante per il campionato di Serie B, per cui andremo a fare, spero, una grande partita. È chiaro che per loro è un giorno di festa, ma noi dobbiamo cercare di fare una grande gara. Inzaghi cambierà diverse pedine rispetto alla gara contro il Catanzaro, possibile un turno di riposo anche per Poyampalo per sostituirlo. È sfida tra Leduaron e Corona, ma la sensazione è che il francese sia in netto vantaggio rispetto al palermitano. La squadra ha fatto un campionato importante, che la gente si era avvicinata a noi, per cui sono molto contento, però purtroppo quello che abbiamo fatto bene non è bastato e dobbiamo finire bene questa ultima partita e poi cercare di fare dei grandi playoff. Il Catania a Veronello ha vinto un amichevole con l'Inter Under 23. Il ritiro proseguirà fino a lunedì. Marco Carli. Le buone notizie e le chiavi di lettura future che arrivano dall'amichevole con l'Inter Under 23. Le prime due novità positive sono chiare e visibili. 4 gol, solo uno subito, con ben 3 attaccanti a segno: Ciscerelli, Forte, segnalato già in grande crescita, e Rolfini. Ecco proprio l'ex Vicenza e l'altra nota lietissima, pochi minuti in campo che al di là del gol raccontano della guarigione della frattura al piede. Ovviamente bisogna ritrovare la forma partita. Per il resto Dini ed Ausilio avrebbero potuto giocare, ma a livello precauzionale dopo acciacchi da trauma è stato preferito tenerli pronti per il prossimo test di domenica. Donnarumma, Casasola e Miceli sono ancora in fase di recupero e gli ultimi giorni di ritiro serviranno, secondo i programmi, per fare ulteriori progressi. Vale lo stesso per Allegretto, che dopo un periodo in cui è finito nel dimenticatoio, con Viali soprattutto, ha giocato 90 minuti nell'ultima di Bergamo. L'obiettivo generale è, ad eccezione di Corbari, avere tutto l'organico a disposizione per la ripresa dei lavori in casa a partire dal 13 maggio. Sotto l'aspetto tattico, evidente conferma del 3-4-2-1, i principi sono noti e conosciuti. Se poi, come è successo con l'Inter Under 23, si riesce a migliorare le percentuali in zona gol, Toscano potrà guardare i playoff con ancora maggior convinzione. Qualità là davanti e solidità dietro, l'equilibrio che serve per gli spareggi. Oltre al recupero degli infortunati e alla miglior forma fisica, a Veronello si insegue proprio questo obiettivo. Chi governa a Palermo? Lo Stato, le istituzioni locali o la mafia e la prepotenza di ispirazione mafiosa? Nessuno si offenda, ma è chiaro che stiamo parlando della scandalosa vicenda di ieri al mercato dello Zen, sospeso causa funerali di un pregiudicato di Cosa Nostra. Giovani in motorino che hanno intimidito i commercianti comunicando che il mercato non si sarebbe fatto per lutto. E poi la bara accompagnata al lancio di palloncini e fuochi d'artificio. Da non credere, siamo tornati ai tempi dell'annacata, dell'inchino e di tutti gli altri patetici soprusi mafiosi. Peccato che il maxi processo e dopo Capaci e via D'Amelio
per noi siciliani avevano voluto dire basta, la mafia non passerà. E così è stato, con Cosa Nostra sanguinaria azzerata dallo Stato. Già, ma poi sono arrivate le scarcerazioni facili di tanti boss, le case popolari assegnate proprio allo Zen dalla mafia, cui coraggiosamente si è opposto l'assessore Ferrandelli, le continue intimidazioni a sferracavallo, a colpi di Kalashnikov e ora anche con le bottiglie incendiarie piene di benzina. Tutto questo senza neanche una persona fermata. Niente. Poco fa abbiamo ascoltato il severo giudizio del sindaco La Galla, indignato come il deputato regionale Lavardera, che ieri aveva chiesto al ministro Piantedosi l'esercito a Palermo, aggiungendo papale che dallo Zen è arrivato un messaggio pubblico chiarissimo. Qui comandiamo noi, loro. Infatti. E noi dobbiamo rassegnarci? Oppure pensare che stanno per arrivare da un momento all'altro una serie di provvedimenti nei confronti dei protagonisti della bravata mafiosa di ieri e di tutte le altre, come si aspettano milioni di siciliani? Sì, ce l'aspettiamo anche noi. Grazie, buon pomeriggio.